Alle prime luci dell'alba di oggi, la squadra mobile della Questura di Cosenza ha dato esecuzione a un'ordinanza dispositiva coercitiva emessa dal GIP del Tribunale il 25 settembre scorso a carico di 14 indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di truffa aggravata, abuso d'ufficio, falsità materiale ed ideologica, rivelazione di segreti d'ufficio e corruzione. Agli arresti è così finito Oscar Fuoco, 53enne funzionario dell'ufficio manutenzione dell'azienda territoriale per la residenza pubblica di Cosenza, mentre è stata comminata la misura cautelare dell'obbligo di firma nei confronti di SF 43 anni e del genitore S 64 anni, titolari di imprese individuali impiegate per i lavori di ristrutturazione edilizia. È di oltre 3 milioni di euro il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro da parte della Guardia di Finanza di Vibo Valentia a seguito di una verifica fiscale nei confronti della LR Costruzioni SRL nel settore dell'edilizia. L'attività risulta intestata a un esponente di una nota famiglia di 'ndrangheta di Vibo Valentia. I controlli hanno permesso di accertare una consistente evasione delle imposte sui redditi, 20 milioni di euro. Nel corso della stessa, oltre alla denuncia dei titolari, è stato accertato l'impiego di 108 lavoratori in nero e 28 lavoratori irregolari. Tra i beni sequestrati figurano una villa lussuosa, 9 fabbricati, un terreno edificabile, un capannone industriale, i beni della nuova ditta DSC e della individuale La Pavone, autocarri ed autovetture di gran lusso, tra cui una Porsche, e una residenza estiva a Briatico. Ripartire dall'uva e dal vino dando il giusto spazio ai veri protagonisti della sagra, facendo nel contempo rivivere le tradizioni del territorio. Queste le intenzioni dell'Associazione Culturale Vivi Donnici, che organizzerà l'edizione di quest'anno Sapori d'autunno, che è stata presentata ufficialmente ieri mattina. Accanto all'allestimento degli stand, il programma prevede numerosi concerti di musica rock, classica e jazz, esibizioni di artisti di strada, esposizioni di opere pittoriche, ma anche mostre degli antichi mestieri, i giochi popolari delle contrade e il Palio degli Asini, che mancava da diverse edizioni. Dal 2005 alla festa della mamma e a quella del papà è stata aggiunta la festa nazionale dei nonni. La scelta del giorno per festeggiare i nonni il 2 ottobre è legata alla celebrazione nella Chiesa Cattolica degli Angeli Custodi, assimilabile ai nonni che proteggono e vegliano sui loro nipoti.